Inopportuno citare le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Biennale di Venezia. Il Ministro dei Beni Culturali Alessandro Giuri, dagli studi di Sky, lancia un affondo al Presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco e annuncia che entro fine mese sarà in Laguna a visitare la 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia. Si sta parlando di arte di regime, cioè l'arte della Russia putinista che è presente a Venezia dopo 4 anni, grazie a un accordo che è stato fatto alle spalle del governo. Hanno avuto molto tempo Biennale e Russia per accordarsi sui termini di questo accordo e aggirare le sanzioni. La Biennale è autonoma e autonomamente sbaglia. Noi non siamo d'accordo, ma la Biennale effettivamente è autonoma. Dopodiché questa decisione ha innescato una serie di reazioni che hanno coinvolto anche l'Europa, la dissidenza russa non invitata alla Biennale, che però giustamente poi si è presentata, alcune illustri personalità internazionali che hanno deciso di non partecipare, compreso un grande regista russo che avrebbe dovuto rappresentare la voce della dissidenza. In generale ritengo che sia stata una grande occasione mancata e chiudo. Se avessimo fin da principio, come governo, come istituzioni internazionali, potuto conoscere i termini della questione, avremmo potuto perfino mettere al tavolo di un negoziato per un cessate il fuoco. Abbassiamo le penne e parliamo di pace, parliamo dell'essere umano e parliamo di qualcuno che deve ascoltare gli altri. Giuri risponde piccato anche al posto del vice premier Matteo Salvini, che venerdì sarà alla Biennale a visitare i padiglioni. Il ministro dei beni culturali elogia il padiglione Italia, di cui rivendica la scelta. Nella giornata dedicata all'Ucraina, anche qui forti critiche per la partecipazione della Russia, definita dagli artisti e curatori inaccettabile. Venezia però è piena e la Biennale si conferma un importante volano economico, mentre in mattinata c'è stata una nuova incursione anche delle Pussiraio. Il momento più importante della stagione veneziana inizia con l'apertura della Biennale, in modo particolare la Biennale Arte, e si concluderà con l'altra Biennale, che è quella della Mostra del Cinema, che comunque va a completare l'anno che si sta dimostrando davvero importante.